Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. È stata dichiarata la morte cerebrale per Simone Glorioso, il 17enne coinvolto nell'incidente avvenuto la notte fra il 23 e il 24 dicembre in Viale Lazio a Palermo. Nell'impatto aveva già perso la vita anche il 22enne Michelangelo Aruta. Aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 48 anni originaria di Acquedolci nel Messinese. La donna è deceduta la sera del 23 dicembre, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Sant'Agata di Militello. Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri AN, entrambi in diverse operazioni sono stati trovati in possesso di droga destinata allo spaccio. I due, uno di 17 e uno di soli 15 anni, sono stati ristretti ai domiciliari. L'Etna continua la sua attività eruttiva, seppur in maniera discontinua e blanda, sui crateri sommitali, dove negli ultimi 3 giorni sono stati registrati diversi fenomeni. Questo quanto segnalato dall'INGV di Catania nel proprio bollettino settimanale. Chiudiamo con il meteo. Domani cieli nuvolosi con schiarite su tutta la Sicilia, temperature stabili nelle medie stagionali. La città più fredda sarà Enna, dove la minima potrebbe scendere sotto lo 0. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.